aggressioni la scorsa notte nel quartiere di Santa Maria del Rovere, una vendetta per futili motivi porta ad una spedizione punitiva di una decina di giovani stranieri contro 2 coetanei. Ragazzini ubriachi in un capannone abbandonato ai Pilastroni di Montebelluna, 17enne finisce in ospedale in coma etilico. Neonata muore a poche ore dal parto, la tragedia a Conegliano, indagine interna avviata dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. Disposta l'autopsia per la morte del 37enne trovato in un canale a Venezia, la famiglia da Mogliano, chissà qualcosa sulla fine di Stefano Parli. Lascia i suoi 2 cagnolini chiusi in auto sotto il sole per andare a pranzo nel ristorante a Jesolo, Trevigiana denunciata dalla polizia locale e gli animali salvati dai vigili del fuoco. Stasera alle 21:15 torna al ring, riflettori sullo stato di governo, ma anche una seconda parte dedicata al bullismo dopo gli ultimi casi shock in studio il professore di Paese che fu aggredito dal padre di un alunno. Volley femminile, weekend di vittorie, Limoco Conegliano batte Novara in gara 2 delle finali scudetto, impatta la serie, il Giorgione Castelfranco conquista la serie B1. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano il pestaggio della notte scorsa a Santa Maria del Rovere, paura tra i residenti di via 55° Reggimento Fanteria. Sentiamo. Un regolamento di conti, di certo una spedizione punitiva. Manca poco a mezzanotte, nel cuore di Santa Maria del Rovere, a 2 passi da piazza Martiri di Belfiore, un gruppo di 10 ragazzi suona il campanello di casa di una famiglia che abita in una delle palazzine della popolosa zona. Chiedono ai 2 coetanei di scendere giù in strada e li riempiono di botte. Il pestaggio in via 55° Reggimento Fanteria ieri sera, con i residenti, molti anziani, spaventati dal parapiglia e poi inquietati da sirene lampeggianti delle auto dei carabinieri e dei mezzi di soccorso, a essere presi a calci e schiaffi 2 fratelli kosovari di 18 e 19 anni che un gruppo di bengalesi, anche loro giovanissimi, era andato a cercare. C'era da regolare, diciamo così, un litigio avvenuto una settimana fa alla discoteca Supersonic di San Biagio di Callalta, anche se i motivi di quel bisticcio, a cui i carabinieri sono risaliti indagando sull'episodio, non sono chiari. Quel che è certo è che anche il padre dei 2 kosovari c'è finito in mezzo, sceso in strada per difendere i figli, è stato a sua volta picchiato. I carabinieri stanno cercando di risalire all'identità degli aggressori, tutti tra i 17 e i 20 anni. Di uno già ce l'hanno, visto che nella concitazione ha perso il portafoglio con dentro i documenti. Anche l'entità delle lesioni è al vaglio. I 2 fratelli e il padre si stanno facendo refertare in queste ore. A seconda della gravità i carabinieri dovranno attendere la querela o potranno procedere d'ufficio. E a Montebelluna nel pomeriggio, in zona Pilastroni, un 17enne italiano che con alcuni amici stava bevendo super alcolici, ascoltando musica ad alto volume in un capannone abbandonato, si è sentito male ed è stato soccorso da un'ambulanza del SUEM 118. Il minorenne, che aveva bevuto liquori, era in coma etilico, privo di sensi, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di vigili urbani che hanno identificato i ragazzini, nessun provvedimento nei loro confronti. Il proprietario della fabbrica non ha intenzione di sporgere denuncia per violazione di domicilio. Una bimba è morta a poche ore dal parto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha aperto un'inchiesta. Sentiamo. La mamma alla seconda gravidanza si era sentita male sabato, accusava dei forti dolori. Così, assieme al marito, si sono presentate al pronto soccorso di Conegliano. La donna, alla 31esima settimana di gestazione, è stata ricoverata per tenerla sotto osservazione, ma con il passare delle ore il dolore aumentava ed il monitoraggio ha segnalato che la bimba soffriva gravi problemi respiratori ed un'insufficienza cardiaca. Così i medici non hanno voluto attendere un attimo in più ed hanno deciso di farla partorire con il taglio cesareo. La piccola è venuta alla luce ed è stata subito soccorsa dai pediatri, ma il cuoricino della neonata ha smesso di battere qualche ora dopo. Una tragedia immensa che ha distrutto la famiglia. Sotto shock anche la comunità dove vivono i genitori della piccolina, tra Conegliano e Pieve di Soligo. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto. Esprimiamo grande vicinanza alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale, e restiamo a disposizione per qualsiasi necessità. Medici ed ostetriche hanno fatto tutto il possibile per strappare alla morte la bimba, ha concluso Benazzi, ma è stata comunque aperta un'inchiesta per verificare quanto accaduto. È stato dato incarico ad un perito esterno che dovrà controllare passo dopo passo tutto quello che è stato fatto.
Ed ora la morte di Stefano Carta, il 37enne moglianese trovato senza vita lo scorso 11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo a Venezia. La famiglia ha chiesto ed ottenuto che venga eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Il fratello, chi ha visto o sentito qualcosa, parli. La salma verrà viceversa sottoposta ad autopsia perché abbiamo fatto istanza al pubblico ministero. Ringraziamo molto il pubblico ministero, è stato molto sensibile e disponibile. A parlare è Ennio Carta, fratello di Stefano, trovato senza vita la mattina dell'11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo a Venezia. L'uomo, 37 anni, che lavorava in un hotel del centro storico veneziano, la sera prima della tragedia aveva cenato con degli amici, poi si erano salutati. Da quel momento rimane avvolto nel mistero quanto accaduto e da quella notte il fratello Ennio, insieme alla famiglia, sta lottando per scoprire la verità. Ha creato una pagina Facebook dedicata a Stefano per mantenere sempre viva l'attenzione. Al momento sul corpo della vittima era stata eseguita solo un'ispezione cadaverica. La famiglia, che ha nominato un proprio perito, è convinta che l'autopsia possa fornire elementi importanti per le indagini, nonostante il dolore si aggiunga ad altro dolore. È veramente una cosa dolorosa anche quella dell'autopsia. Per me, nella mia famiglia, noi siamo carne e sangue di Stefano. Vederlo, immaginarlo insomma su un tavolo da obitorio con i chirurghi che armeggiano, è come se lo sentissimo noi. La famiglia non ha mai creduto fino in fondo all'ipotesi iniziale del malore. Il malore francamente mi sembra ci sembra a tutti noi poco credibile. Il padre mio di Stefano è stato per tanti anni medico all'Umberto I di Mestre, per cui siamo sempre stati controllati da quando eravamo bambini. Stefano invece potrebbe essere stato vittima di qualche malintenzionato. Stefano sapeva nuotare molto bene, ha fatto tanti anni in piscina, abbiamo una piccola casa al mare, però aveva un problema al piede. Se qualcuno ipoteticamente fosse accaduto qualcosa, questo non lo so, sono indagini di polizia, però se gli fosse accaduto qualcosa non sarebbe potuto scappare. Ennio Carta fa sua una frase pronunciata da Otello Montanari a proposito della morte di Pierpaolo Pasolini. Chissà, parli. Può aver visto o sentito qualcosa, lo preghiamo con tutto il cuore, di una famiglia distrutta, contatti la polizia. Ha lasciato i suoi cagnolini in macchina sotto il sole per andare al ristorante. Una donna trevigiana è stata denunciata per maltrattamenti di animale. È andata a pranzo in un ristorante ed ha lasciato i suoi cagnolini chiusi in macchina sotto il sole. È accaduto ieri a Jesolo. Ad allertare la polizia locale alcuni passanti che avevano sentito le povere bestiole abbaiare continuamente. I due cani, razza pincher, erano nascosti sotto la cappelliera del bagagliaio. Non si vedevano ma si sentiva il loro abbaiare. Una giornata fra l'altro particolarmente calda. Sul posto, in zona Pineta, è arrivata subito una pattuglia della polizia locale che ha verificato la presenza dei due animali. Dopo aver cercato la proprietaria dell'auto, una trevigiana, i vigili urbani hanno deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno quindi aperto la Mercedes senza causare danni. Appena aperta la vettura sono sbucati due cagnolini soccorsi subito. Gli è stato dato da bere. Poco dopo è stata finalmente rintracciata la donna. Secondo i testimoni sarebbero stati chiusi nel bagagliaio da ore, ma nonostante ciò si trovavano in discrete condizioni. La proprietaria, residente nel Trevigiano, ha ammesso di aver chiuso i cagnolini nell'auto perché doveva pranzare ed il ristorante non aveva consentito loro l'accesso. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali. Elezioni comunali. Nell'agenda del candidato sindaco del centro-destra Mario Conte c'è portare l'Erasmus a Treviso. Nel pomeriggio un incontro con i rappresentanti dell'università. Potenziare l'università e anzi trasformare Treviso in una destinazione di studio per i ragazzi europei, sfruttando in questo senso anche le tante tratte che collegano l'aeroporto Canova alle città estere. Mario Conte, candidato di Lega e Centrodestra, ha incontrato nel pomeriggio i rappresentanti dell'università e a breve farà lo stesso con quelli di Fondazione Cassamarca. Vogliamo una Treviso vitale anche grazie ai giovani, dice, porteremo perciò l'Erasmus in città. Il grande obiettivo che ci siamo posti è quello di mantenere a Treviso l'università, anzi di ingrandirla e far sì che l'università diventi veramente un traino, un'opportunità importante di crescita per la nostra città. Quindi l'obiettivo nostro è quella, essendo Treviso collegata a 30 città europee, anche di portare un progetto europeo quale l'Erasmus.
Nessun passo indietro della città, nessuna chiusura continua, ma l'obiettivo di una Treviso sempre più appetibile anche dal punto di vista accademico e formativo. Abbiamo tutte le carte in regola per poterci affacciare a questo tipo di progetti e come amministrazione noi lo vogliamo fare. Abbiamo anche le strutture, con Fondazione Cassamarca ci troveremo a breve appunto per creare un tavolo e capire quali sono gli spazi necessari, però la volontà politica è quella di far sì che l'università rimanga a Treviso in un percorso di crescita della città. E proprio nei confronti del candidato del centrodestra, la stoccata del segretario del PD trevigiano Tonella, secondo cui Conte non ha le competenze per fare il sindaco. Non basta essere iscritto a un partito con un consenso ampio per essere anche un buon sindaco. Alla presentazione della lista del PD, il segretario cittadino Giovanni Tonella lancia un affondo al candidato del centrodestra Mario Conte, benché vada inadeguato, privo, dice, delle necessarie competenze. Non ho dato dell'incompetente a Mario Conte, ho detto semplicemente che Manildo è più competente di Mario Conte. Dopodiché, per come lo conosco io, Mario Conte non ha le qualità per fare il sindaco. Grigoletto, Manfio, Tocchetto, Pelloni, Rocco, Nieri, Pizzolato. Il PD, unico partito presente nella coalizione che sostiene Manildo, schiera gli uscenti e candida nomi noti come il medico dello Spisal Giovanni Moro o lo strenuo difensore del quartiere San Giuseppe Vittore Trabucco o ancora una rappresentante dei nuovi italiani, Gioia Bucra Zinun, marocchina. Ma se 5 anni fa era il partito a fare da traino, oggi è la componente civica, quella preponderante. Senta, lei è stato accusato di aver scaricato Renzi in questo percorso. Ecco, come vede il ruolo del PD a sostegno della sua candidatura? Ma io vedo il ruolo del PD come un ruolo fondamentale. Il primo manifesto che è uscito di presentazione della candidatura è stato quello col logo PD, scelgo Manildo, scelgo il PD negli autobus, quindi non c'è nessuna irriconoscenza o nessuna scaricare. Siamo già partiti come i gazebo con tutto, il nostro ruolo è rimotivare persone, incontrare i bisogni dei cittadini e lavorare a un programma per la città. Per quanto riguarda leadership nazionali non mi risulta che in questo momento ci sia nulla nell'agenda. Ma il 10 giugno non si vota solo a Treviso, tra i comuni chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale, anche Nervesa della Battaglia, con il primo cittadino uscente Fabio Vettori, pronto a ricandidarsi all'insegna della continuità. Al momento è una corsa a 3 per la poltrona di sindaco di Nervesa della Battaglia, insieme al primo cittadino uscente Fabio Vettori, pronti ad ufficializzare la propria candidatura anche Davide Daniel e l'ex sindaco Fiorenzo Berton, di cui Vettori fu vice e che durante la campagna elettorale di 5 anni fa appoggiò proprio la candidatura dell'attuale primo cittadino. Ma di acqua ne è passata e le cose sono nel frattempo cambiate e così Vettori e Berton si troveranno a sfidarsi. Ma per l'attuale sindaco ciò che più conta ora è dare continuità al lavoro iniziato con questo mandato, impegnativo, dice, ma ricco di soddisfazioni. Abbiamo infatti portato a termine la nuova costruzione della scuola media di Nervesa, direi l'opera più grande degli ultimi 20 anni. Altra opera molto importante di cui vado fiero è il restauro dell'abbazia di Sant'Eustachio. Abbiamo realizzato un hangar di circa 700 metri quadrati, un hangar che ospita i velivoli storici della Prima Guerra Mondiale realizzati dal comandante Giancarlo Zanardo, lo chiamo affettuosamente comandante. Scuola, cultura, turismo storico, i cavalli di battaglia del sindaco Vettori, che termina questo mandato con l'orgoglio di poter ospitare nel suo comune la tappa del Giro d'Italia, con la carovana rosa che il 18 maggio arriverà proprio a Nervesa. Ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi 5 anni, per i quali Vettori punta a dare una continuità di uomini e programmi. Piano di strutture scolastiche da completare, su interventi di salvaguardia idraulica da completare che abbiamo cominciato in questi 5 anni. Siamo impegnati in questi 5 anni, ma dobbiamo impegnarci ancora di più sul sociale, in quanto ho visto che specialmente nell'ultimo periodo molte famiglie sono in difficoltà. Vettori si presenta con l'appoggio della Lega e di una lista civica. Una lista peraltro anche ringiovanita, perché avrò parecchi ragazzi e ragazze intorno ai 30 anni. L'11 maggio alle 20:30 la presentazione della lista Fabio Vettori sindaco. Presenti il neoparlamentare Dimitri Coin e vari sindaci, in forse il governatore Luca Zaia, che arriverà però a Nervesa il 22 maggio. Ma da qui al 10 giugno c'è un altro leader leghista che Fabio Vettori spera di avere al suo fianco. Sarebbe un grande sogno avere Salvini qua da noi a Nervesa prima del 10 giugno, magari averlo anche come premier.
Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita dal soccorso alpino sul Monte Grappa, era caduto in un dirupo, a quanto pare dietro la tragedia un gesto estremo, forse per una storia d'amore finita. Potrebbe esserci il gesto estremo dietro la tragica morte di un 32enne di Crocetta del Montello, trovato senza vita ieri mattina dal soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, allertato la notte tra sabato e domenica dai carabinieri di Castelfranco. A dare l'allarme e ad avvertire i militari dell'Arma l'ex fidanzata della vittima, che aveva ricevuto dall'uomo un SMS che faceva in qualche modo presagire il dramma. L'auto del 32enne era stata rinvenuta parcheggiata a 200 metri sotto Cima Grappa, lungo la strada Generale Giardino. Una squadra del soccorso alpino aveva così iniziato a perlustrare la zona verso località Archeson, arrivando a circa 4 km di distanza, cercando lungo gli strapiombi verso valle, senza rinvenire traccia. Appena fatto luce è decollato l'elicottero di Treviso Emergenza, che ha imbarcato 2 soccorritori per portarli nella zona delle Meatte, possibile meta del ragazzo. Successivamente l'eliambulanza ha caricato a bordo un terzo soccorritore per sorvolare un'altra area sotto il decollo dei Parapendio nel Panettone. Purtroppo alle 9 il tragico epilogo. L'equipaggio ha individuato il corpo senza vita in un canale che confluisce nella Valle della Madonna, 80 metri sotto la strada che porta a Malga, rifugio Ardosetta. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. Indagini sono ora in corso per capire cosa sia esattamente accaduto. Ed ancora a cronaca, momenti di tensione in un autobus di linea, l'autista ha dovuto fermare il mezzo poco dopo il centro di San Biagio di Callalta per attendere l'arrivo dei carabinieri. Tutto è accaduto quando è salito il controllore e i 2 stranieri si sono affrettati in quel momento ad obliterare il biglietto, mossa che non è passata però inosservata, tanto che il controllore si è avvicinato ai 2 stranieri che dovevano raggiungere Pordenone ed ha chiesto di fornire le loro generalità. Uno dei 2 giovani si è rifiutato, così è stata allertata una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno identificato i 2 stranieri e riportato alla calma la situazione, l'autobus è quindi potuto ripartire. Ed ora la pagina economica con i dati della latteria Soligo, che sabato ha tenuto l'assemblea dei soci. Nonostante il momento altalenante della quotazione del latte, i prodotti trevigiani e veneti si confermano tra i più apprezzati soprattutto dai mercati esteri. Un esempio positivo di cooperazione il commento del presidente Brugnera rispetto a quelle delle banche venete che hanno rovinato migliaia di cittadini. È triste che delle banche abbiano veramente preso questi soldi di noi contribuenti, della gente, di questi soci. Ci hanno tolto il coraggio di investire, questa è l'amara verità. È lo sfogo di Lorenzo Bruniera, ma soprattutto è lo sfogo del presidente della cooperativa che le banche venete volevano far chiudere. E quasi un ventennio dopo queste banche sono in liquidazione e la latteria di Soligo non solo resiste, ma cresce in quantità e qualità. 2 esempi di cooperazione nati dalla stessa idea, quella del Beato Toniolo, che voleva dare una risposta economica alla povertà atavica della campagna trevigiana. Così nacquero le cooperative agricole e le latterie, ma anche quelle che prestavano il denaro raccolto casa per casa, aia per aia, e che serviva a finanziare i propri primi esempi di associazionismo popolare. Un circolo virtuoso che ha contribuito non poco al mito del Nord-Est, alle partite IVA diffuse, all'innata voglia di impresa e di lavoro della marca trevigiana. Principi che ancora oggi, a 135 anni dalla fondazione Latteria di Soligo, continua a portare avanti, esempio positivo in un mondo di valori che crollano. La latteria non potrebbe stare nel modo migliore. Se qualcuno mi dice come stanno gli agricoltori, non stanno soffrendo molto. Stiamo soffrendo molto. Questo è un momento in cui gli agricoltori stanno soffrendo, hanno bisogno di qualche centesimo in più e dobbiamo impegnarci per riuscire a fare questo. Un fatturato da 72 milioni di euro, 800.000 quintali di latte lavorato, sono solo alcuni numeri del bilancio approvato dai 200 soci conferitori. Forte il richiamo alla qualità in tutti i passaggi, dalla mungitura al confezionamento. Il lavoro di uno non può danneggiare il lavoro degli altri e quindi l'azienda ritiene che nella produzione del latte bisogna avere un manuale di produzione del latte che è sancito dalla Regione Veneto con un sistema qualità verificata. Qualità verificata si traduce in apprezzamento dei consumatori per il latte fresco Soligo, in prima posizione tra i preferiti dei veneti, ma sicuramente per il Presidente il prodotto simbolo resta la casatella trevigiana. Uno che non mangia la casatella si è perso qualcosa nella vita.
Un capriolo è rimasto incastrato in un cancello in via Gorizia a Conegliano. Sul posto sono venuti i vigili del fuoco e la polizia provinciale. L'animale era in mezzo alle sbarre senza possibilità di muoversi, ad accorgersi alcuni passanti che hanno dato l'allarme. I pompieri hanno lavorato per cercare di liberare l'animale, che fortunatamente non è rimasto ferito. Il capriolo spaventato è stato consegnato alla polizia provinciale, che ha provveduto a liberarlo. Ed ora ci fermiamo per un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo allo sport basket, l'ultima di campionato di A2, vittoria sul fanalino di coda. Orzinuovo permette alla De Longhi Treviso di chiudere al terzo posto in regular season dietro a Trieste e Fortitudo Bologna. Finisce 95-81 per Treviso, che ai playoff agli ottavi incontrerà Trapani. Si tratta della riedizione della sfida dello scorso anno, nella quale la De Longhi si impose 3-0 nella serie. E dal basket al volley, in un palaverde gremito di gente, Limoco ingrana la marcia e si riporta in parità nelle finali scudetto contro Novara, una partita decisiva al tie break. Sentiamo. Limoco ha pareggiato i conti in un palaverde colmo di tifosi. Ed il sesto giocatore si è sentito, le Pantere hanno tirato fuori le unghie e dopo la caduta Novara si sono riprese portandosi a casa un punto importantissimo. 2 ore e mezza di gioco e le gialloblu hanno vinto al tie break, una partita attesa, nervosissima fra le giocatrici del Novara, ed è subito Limoco a portarsi avanti con un sudatissimo 30-28, poi ancora grande prestazione delle trevigiane che si aggiudicano il secondo set per 25-15, ma poi è Novara che reagisce e si impone con 23-25 ed il quarto set con 20-25. Il tie break è tutto giallo-blu. In un palazzetto che si stringe alle atlete dell'Imoco, le Pantere trovano la marcia giusta e vincono la gara 2. Partite del genere si vincono con il cuore, dice Daniele Santarelli, coach dell'Imoco Volley, ma quando si termina con il minimo scarto significa che la differenza è stata minima. Abbiamo fatto meno sbagli e siamo state più ordinate rispetto a gara 1, continua, quindi dico bravissima alle ragazze. Quindi 1-1 nelle finali scudetto, ora attesissima la gara 3, anche se questo non sarà comunque il punto decisivo. Devono tentare il colpo grosso per avvicinarsi al titolo di campioni d'Italia. Poi nuovamente al palaverde per gara 4, l'appuntamento è mercoledì alle 17 a Novara. E giornata storica quella di ieri a Castelfranco Veneto, dove il giorno di volley espugna il Fratte e con 2 giornate di anticipo si aggiudica la promozione in B1, grande festa al Palazzetto. Eccolo il punto finale che decreta matematicamente il Giorgione Volley in B1, una stagione eccezionale, senza intoppi, dove la squadra castellana allenata da Paolo Carotta ha sempre guidato la classifica. Ieri in casa non ha deluso le aspettative dei molti tifosi e con ben 2 giornate in anticipo è volata in B1. Una giornata storica fra lacrime di gioia e festeggiamenti. Vincere a casa mia e dopo tutti questi anni è una soddisfazione che solo chi ha lavorato con me e mi ha visto crescere qui può capire. Io sono entusiasta e mi sono emozionato prima della fine della partita. C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Siamo partite benissimo, piccolo calo, però poi ho visto negli occhi delle mie compagne la voglia di portarci a casa sta promozione, perché ce la siamo meritata da agosto. È stata una stagione a dir poco bellissima e sorprendente allo stesso tempo, perché parlavo proprio prima con le ragazze, ci dicevamo chi mai l'avrebbe pensato che saremmo arrivate fino a qua, quando insomma la prima partita era stata un disastro e da lì non ci saremmo mai aspettate una scesa così spettacolare, ecco. Un record per il Giorgione su ogni fronte, di pubblico, la promozione, l'imbattibilità casalinga con il Fortino di Castelfranco inviolato da 15 mesi e poi il record con il giovanile. Tutte le categorie si sono qualificate alle regionali. Questa B1 credo e spero diventi traino per tutto il giovanile. Noi è da tanti anni che lavoriamo bene, ma quest'anno abbiamo organizzato un nuovo progetto
e spero che questo dia linfa vitale ci aiuti a far crescere ancora di più. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Andrea Ostellari, il segretario provinciale della Lega Nord di Padova, e Stefano Pelloni, giovani PD di Treviso. Subito dopo Ring, la politica alle corde con lo stallo di governo dopo la decisione del presidente Mattarella di affidare al presidente della Camera Finco un mandato esplorativo per un governo Movimento 5 Stelle PD. Interviste a Salvini e Martina. Nella seconda parte invece si parlerà della piaga del bullismo. Quindi in studio gli ospiti Alberto Villanova della Lega Nord, Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Alberto Gottardo, giornalista, Alessandro Bisato del PD. Quindi alle 22:15 il professore Giuseppe Falsone, il professore che fu picchiato, lo ricordiamo, nella scuola media di Paese da il padre di un alunno, e Vittorio Filippi, sociologo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Dominio assoluto dell'anticiclone Apollo, sarà una bella giornata ovunque. Vediamo il dettaglio di martedì 24 aprile. Sul Veneto l'alta pressione, come detto, sarà protagonista con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, possibili soltanto isolati piovaschi sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime in aumento comprese tra 21 e 25 gradi. Sarà una splendida giornata di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, poche novità rispetto ai giorni scorsi, tanto sole su tutti i settori della nostra regione, tuttavia non sono da escludere occasionali rovesci sui settori alpini. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, valori massimi molto gradevoli, oscillanti tra 22 e 25 gradi circa. Alta pressione sempre stabile anche sul Trentino Alto Adige, sarà infatti una splendida giornata di sole sulla nostra regione. Ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, ma con possibili occasionali temporali, specie al pomeriggio, sul Trentino. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi, valori massimi oscillanti tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.